Tiriamo! Entriamo, forza Caruso, dai, entriamo, dai. Teramo, al grido di Teramo si muove la vara. Da quanti anni lei lo fa? Ma un 65 anni. Qual è uno tra gli anni che gli è rimasto più nel cuore? Tutti, uno più dell'altro, Cosa accadrà adesso? Lei camminerà fino a domani mattina? fino a domani mattina e poi domani sera lo stesso, fino all'indomani. Quante persone tirano questa vara? Non c'è un numero da dire. Calcoli sulle 2000 persone, Ma invece questa fune quanto è lunga? 75 passi o 85. Tiriamo! Beh, sicuramente è sempre una gioia incontrare Sant'Agata perché è stella polare del nostro essere catanesi, o dovrebbe diventare tale. È la gioia di una città che si veste a festa, che si ritrova ad essere unita. È un momento in cui la città mostra la sua identità. Mi parli un po' di questo abito bianco che portate? L'abito bianco, abito chiamato il sacco, di fatto ha un'origine e rimanda alla Bibbia, quando si descrive vestiti di sacco, cinti i fianchi, con il capo cosparso di cenere. Quindi c'è questo rimando biblico, ma nella visione anche del Nuovo Testamento la veste battesimale. Anche in questo senso della cenere il cappellino nero. Decisamente sì, quella che volgarmente noi chiamiamo ascuzzitta, di fatto è un rimando al capo cosparso di cenere, quindi una condizione penitenziale. Da quanti anni lei segue questa santa? Seguo la festa da quando ero bimbo, ho visto nel corso di questi decenni una grande evoluzione. Giusta che ci siano le evoluzioni, perché la festa deve essere figlia del nostro tempo, non possiamo sempre ricalcare ciò che è stato per il passato, anche se delle tradizioni vanno conservate, altre invece vanno rimosse. Siamo nelle prime fasi della processione che si concluderà domani mattina, ma lungo il percorso le persone cambieranno? Sicuramente sì, non c'è di fatto un ordine, è l'unica forza delle feste a livello mondiale che non c'è un ordine, un'alternanza programmata. Questo segno di una appartenenza alla città e non c'è bisogno di mettersi d'accordo. E quindi una continuo arrivare e andare via senza problemi. Ecco, siamo nel pieno dei tiratori, abbiamo questa grossa fune portata da tantissimi devoti, perché la processione è lunghissima. Parliamo un po' di Sant'Agata. La festa di Sant'Agata nasce di fatto, forse il primo documento che attesti la festa è l'anno dopo il suo martirio, il 252. Perché la città venne scossa da una eruzione lavica, venne minacciata, i catanesi ricordarono che proprio in coincidenza l'anno precedente c'era stato il martirio, scelsero di prendere il velo che ricopriva Sant'Agata e lo portarono dinanzi al fronte lavico e lì si arrestò. Di fatto quello fu la prima manifestazione di fede e di devozione nei confronti di Agata. Poi la festa è proseguita nel corso dei secoli. Non abbiamo pochi documenti, tracce. Abbiamo ad esempio una documentazione che attesti che prima del 1500 esisteva una vara in ligname dorato, cioè un fercolo in legno, che poi venne sostituito invece da quello che è attuale, quello in argento. Quindi noi sappiamo che nel 1400 c'era una celebrazione esterna, una festa esterna per l'estate della città medievale. Poi nel corso dei secoli la festa è cambiata perché la città è cambiata. E allora c'è la presenza anche delle candelore. Se pensiamo che le candelore nel 1600 arriveranno al numero di 28, per poi invece cominciare un declino, si sono ridotte a 11 dopo il secondo conflitto mondiale e ora numericamente stanno aumentando, ora siamo arrivati quest'anno a 15. Quindi una festa che cambia, come è cambiata anche il modo di vestire di noi dei devoti, perché un documento del 1526
quando Alvaro Paternò, patrizio della città di Catania, fece firmare al viceré Ettore Pignatelli, viceré di Sicilia, l'ordine della festa, si prevedeva che i devoti fossero ignudi, ma con questa espressione però si parlava di cingere i fianchi e di fatto non avere un abbigliamento consono. E Alvaro Paternò denuncia in quell'occasione che c'è una prima forma di vestirsi, di quelli che sono i nostri attuali sacchi, e la vede come una cosa negativa che va contro la tradizione. Oggi invece è la normalità indossare il sacco, e quindi ci sono delle evoluzioni. Sulla vara ci sono anche diciamo, le reliquie di Sant'Agata. All'interno del fercolo di Sant'Agata troviamo il busto davanti, il busto reliquiario, quindi se è un busto reliquiario è perché all'interno viene custodito il teschio di Sant'Agata. Alle spalle del busto reliquiario invece trova spazio lo scrigno che contiene i resti anatomici di Sant'Agata. Se vogliamo ricordarli sono i 2 piedi, i 2 femori, le 2 braccia, una mammella e il velo di Sant'Agata. Ecco, parliamo di mammella e arriviamo nella parte enogastronomica, perché è diventato un simbolo, è diventato un dolce, ma parte dal martirio di Sant'Agata. Sì, di fatto il dolce che solo da recentemente qualcuno attribuisce a quelle che vengono, anticamente si chiamano le minne di vergini, che sono della zona occidentale della Sicilia, invece le chiamiamo minne di Sant'Agata. Non è del tutto corretto. In effetti Catania ha avuto già da tempo un dolce che rimanda al seno di Sant'Agata, che è il nostro panzerotto. Solo che siccome lo vediamo quotidianamente come colazione, lo abbiamo dimenticato come dolce un po' della festa, oltre ovviamente alle più tradizionali olivette che rimandano ad una leggenda quale quella di Sant'Agata, che condotta dinanzi al proconsole Quinziano dovette fermarsi per allacciare un legaccio, e su quel punto nacque un olivo che oggi tra l'altro la tradizione ancora vuole identificare. Dinanzi al carcere c'è un albero d'ulivo. Ecco, rispetto alle minuzze dell'Agrigentino, quali sono le differenze? Allora, sicuramente la forma è la stessa, solo che nell'area occidentale le minne di vergine venivano confezionate proprio all'interno dei monasteri. Gran parte della pasticceria siciliana è di origine monastica, quindi c'è questo rimando alla mammella con la glassa bianca e poi il capezzolo rappresentato dalla ciliegia candita. Quella nostra invece il panzerotto no, è tutto, poi bisogna distinguere il panzerotto bianco caratterizzato nella parte sommitale con un capezzolo, invece quella al cioccolato è senza, proprio a sottolineare questo particolare. Qual è il messaggio che si sente di dare nel nome di Sant'Agata? Beh, sicuramente di guardare ad Agata per trovare la fede e il coraggio e la forza. E noi abbiamo bisogno momentaneamente di fede e coraggio. Fede perché non possiamo più rimanere in balia di alcuni falsi idoli che ci stanno creando anche un disorientamento a livello sociale, a livello interiore. E il coraggio del cambiamento, abbiamo bisogno di cambiare. Viva Sant'Agata, viva Catania! Sempre, buona festa! Viva Sant'Agata! Con la metro. Credimi. Sono prima molla, non puoi Non è che vada bene, non vada bene, vada a tirare.
Uno sporso in mano, da quanti anni lei tira questa vara? Da quando ero qui? Da 30 anni. Cosa significa per lei questa È giornata? una devozione. E quanta fatica? Abbastanza fatica. Quanti siete tiratori in tutto? Come ora siamo qua nelle maniglie 4. È lungo tutta la corsa fino ad arrivare alla statua? Questo è 125 metri. E quante persone? Parecchie persone. Sono tutti devoti che si aggiungono mano a mano? O siete preparati prima della processione? No, i devoti non si possono contare. Quanta fede, quanto sacrificio. Tanto, molto fede. Lei da quanti anni tira la vara? È un 20 anni. Cosa significa per lei aspettare questo giorno? È la devozione che mi ci porta. È un giorno bellissimo. Lei stamattina si è alzata all'alba, Sì, quindi è stato in cattedrale. certo. Adesso percorrerà tutta la processione fino a domani mattina. Sicuramente. Un gruppo di giovani a seguito di Sant'Agata, cosa significa per voi? Ma per noi è, diciamo, come tutti una fede, quindi la seguiamo sin da bambino con i nostri genitori e poi è una cosa che si tramanda, quindi c'è un amore proprio interno. Quando ti sei svegliato stamattina? all'1:30, Sei andato in cattedrale sì certo, e quindi già hai fatto questa prima parte di percorso e lo farai fino a domani mattina. sì esatto, fino a quando comunque non rientreremo domani mattina saremo qui. Ma tu tiri pure la corda? Sì, sì, sì. Quanto è pesante Cosa? tirare la corda? Ma dipende per come cammina, per cosa bisogna fare, se ci sono delle manovre. Ecco, le manovre più difficili quali sono? E quando ovviamente bisogna girare il fercolo, deve entrare in qualche traversa, ci sono delle manovre specifiche da fare che devono essere coordinate con la vara e i due cordoni, sia il destro che il sinistro. I fiori pronti in attesa della Santa, una emozione che si rinnova sicuramente ogni anno. Sì, certo, io ogni anno porto i fiori a Sant'Agata. Cosa significa per questa città, per lei che sicuramente l'ha vissuta da bambina, questa giornata? È una festa importante per Catania. Diciamo che io sono nata con Sant'Agata. Ricordo più bello che porta? Quando vedo passare la Santa e do i fiori. Quindi ci sarà un momento di sosta, ci sono quelli che sono sulla vara che prendono su i fiori, no? Certo, faccio una preghiera, è importante per me. La candela come simbolo importantissimo di riferimento. All'intenzione di ognuno di noi la fedeltà verso Sant'Agata. Ecco, questa cosa della candela si ripresenta nel corso dell'anno in altre occasioni. Ma penso sì, penso chi ha un desiderio, un qualcosa che aspira, quella fede la manifesta anche attraverso la candela.
Lei, della candela. Sì. lei segue questa processione da bambina, immagino. Ma l'ho sempre vista, anche le persone più anziane che tramandano queste tradizioni, ecco. Un messaggio che possiamo dare ai giovani. Penso intanto per la nostra santa patrona di continuare sempre questa festa importantissima, ma sento che c'è molta devozione, anche se poi tralasciamo un sacco di cose che è nel nostro comportamento abituale, però verso Sant'Agata abbiamo sempre dei buoni propositi, ecco. Con la cera in attesa di Sant'Agata. Stiamo aspettando proprio la Santa per donare questa cera per un voto che abbiamo fatto da piccoli. Immagino che siete qua da tanto tempo. Sì, certamente. Almeno è da stamattina, dalle 8, anche prima. Rispetto agli altri anni, come la vede la partecipazione di persone in città? No, ottimo, sempre assordo, anzi oggi penso che sarà ancora di più perché è una giornata festiva e ci sono un sacco di persone che vengono anche da fuori di Catania, quindi ci sarà un'affluenza, però sempre composta e ottima. Parliamo anche di cose buone perché la festa si lega tantissimo con l'enogastronomia e qui in Sicilia ne abbiamo da raccontare veramente tante. Qual è il cibo tipico del giorno di festa di Sant'Agata? Allora in questo quartiere, che è il quartiere più antico, è il quartiere della Civita, si fanno i ceci nella giornata di oggi. Poi i dolci sono particolari, le minnuzie di Sant'Agata, le olivette, i torroni, questi sono particolari in questi giorni, si trovano soprattutto in questi giorni. Rispetto al passato, lei vede delle novità, i giovani come rispondono? Allora, rispetto alla tradizione la festa è un po' variata perché una volta ad esempio le donne non indossavano il sacco, c'erano solo gli uomini. Da un po' di anni anche le donne vogliono partecipare alla festa e lo stanno facendo in modo brillante, partecipando tranquillamente anche loro. I tempi si sono dilatati tantissimo, non si riesce oggi a seguire tutta la festa per intero, si fa a spezzoni, un anno un pezzo, un altro pezzo, perché con una giornata di questa Sant'Agata potrebbe arrivare domani mattina al Duomo a completare il giro e quindi è impossibile seguirla un po' tutti. Ricordiamo che siamo noi nella parte finale della processione dove c'è la Santa, però davanti a noi per diversi chilometri si allungano i cerei, le candelore. Le candelore sono un'altra parte molto folcloristica della festa, particolare, erano i ceri votivi che tutte le categorie, dei pescivendoli, i panettieri, i fiorai, i pizzicagnoli, portavano a Sant'Agata il giorno della festa. Loro sono avanti perché hanno i loro tempi e quindi devono anche procedere con un certo... Si cammina con la famosa annacata, no? Certo, e la parte più bella sarà oggi pomeriggio con la salita di San Domenico e domani sera o nelle mattinate la salita di San Giuliano, che sono i punti cardine della salita delle candelore. La ringrazio, buona festa, viva Sant'Agata, viva Catania. Sempre, viva Sant'Agata. Cosa vorresti chiedere alla Santa? Una frase sola, la pace in tutto il mondo. Dopo tutte le guerre che ci sono in giro, la pace in tutto il mondo. Viva Sant'Agata, viva Catania. Viva Sant'Agata e viva Catania. Io da te voglio sapere quali sono le cose buone che si mangiano durante la festa di Sant'Agata. Allora, vabbè, comunque per tradizione ci sono le minuzie di Sant'Agata, poi gli ovetti, cioè di Sant'Agata, le olive, però vabbè, poi per il resto la tradizione è questa, il torone, anche se io personalmente non mi sgangio dal cordone, quindi non le so dire molto cosa, però per tradizione è questo. Io ho visto in questi giorni, soprattutto oggi, una presenza massiccia di ragazzi, di giovani, di tutte le età, maschi, donne, tutti qua. Eppure ieri era la serata della Movida e oggi sono tutti qua.
Oggi sono tutti qua perché appunto siamo qua per Sant'Agata, cioè principalmente è questo. Quindi Sant'Agata ascolta tutti, Sant'Agata è presente nel cuore di tutti noi, ognuno di noi professa la fede ed è giusto che comunque sia, se una si sente di portare il sacco lo si deve portare, cioè non c'è la cosa magari ai bambini oppure donne, tutti. Quindi professiamo questa fede e Sant'Agata ascolta tutti, è un momento importante. Spente, si danno spente perché è pericoloso, quindi si sono accese prima, si spengono e poi si danno. Ma quando si danno si devono dare accese o spenti? Allora io le ho sempre date spente, poi ognuno fa quello che vuole. Da quanti anni partecipa in questa festa? Da piccolissima. Qual è il ricordo più caro che porta nel cuore? Quando venivo con i miei genitori. Adesso non ci sono più, però il ricordo è proprio quello da bambina, quando venivo alla festa con i miei genitori ed ero bambina. Com'è cambiata la festa negli anni? Allora, diciamo, non so dire bene in che maniera, però nel corso degli anni ha sempre preso più, diciamo, si è allargata e tante persone adesso partecipano e vengono e secondo me è molto più seguita rispetto poi per quello che posso ricordare io da bambina come si è evoluta. con quello.